grande avvocato che per l'occorrenza è diventato l'avvocato Perra. Prego. Sotto noi, signori della Corte, voglio ricordare che l'imputato ha il candidato. Beh, adesso basta, mi sto seccando. Vostro onore, io chiedo per cortesia l'intervento della Corte di vostro onore, se mi è concesso. Se donerà tu. Ma come, Luisa Ziri, che Dio dopo fare salire inganzando. Di noi, sa prima domanda voi. La prego, mi faccia la seconda. Poeta. Poeta. Ma poeta. Ma poeta. Poeta se sono sempre, beh comunque, lasciamolo perdere, cominciamo la ringa. Guardami negli occhi, mi sta guardando fisso negli occhi, guardami negli occhi. Ita. Baba? No, Baba non ti conosco te. Ascolta, non fazzi sushi, però cerca di cavalcare lo stacco. Parliamoci chiaro. Mi rifaccia la domanda. Beh, ci starino, mi sa rosso. Ita. Oh, ping pong, pesari. Tu pesa ping pong. Dopo più. Vuoi che ti faccia solo piai? No, ti prego, no. Allora ti stavi raccogliendo. Tu da questo piai? No, non ancora per adesso. Dopo l'uscire si via sta raccogliendo. Cocciola, sa? Ah, tu scesi alzando e ti è tornando la memoria allora. Ascoltami bene in modo it. Me li sto ascoltando. Oh, puto. Ero camminando con la mia ragazza alla scaffa femura con l'anima ghetta. Alla scaffa non ci ti punti. Ma che te lo giuro, mi credi? Ma io sono il tuo avvocato, me lo capisci, oh puto, che non sono io che devo credere. Beh, allora, ci decidiamo, erano cottole come diritte. Vostro onore. Deo non duci, voi Taddeo abbiamo mica di bambino. Andiamo alla scaffa a vedere che erano coccioli o maghi. Segretare, penso prima che... Oh, Gavino, rispondimi, has visto Margheriras e noi? Tu pensi che non c'è ne? Io sono venuto con la mia ragazza per raccogliere margherite. Guarda che a te Drag non puoi mentiscere. E poeta! Devo un altro avvocato. Avvocato Perra! Avvocato Perra! Perra! Oh Perra! Lo sapevo, le cocciole. Ma te sei stanente, i punti... Allora che sono merdone? Sono merdone queste, oh Perra! Appura lo sicettiero, faccio scrombare l'aula. Ti do onore. Vostro onore, vorrei esprimermi in questi termini, se me lo concede. Matta Sesnaren, anzitutto si dice esprimere. No, veramente si esprime o esprimere. Vostro onore, come si dice cucinare? Avvocato, espressersi, voce del verbo espressersi dice esprimersi, mi pare, per non mettere conto comunque, bisogna andare avanti col processo, cercate di essere più concisi e rendere più stretto il processo. Bellina, stretto. Va a spesare stretto. Beh, dominando. Vorrei subito mettere in chiaro una cosa, che come testimone, Te la vuoi comprare questa giacchetta? prezzo commerciale, Non lo so. Avvocato a Perra, te lo ricorda il prezzo? Prezzo commerciale 300.000 per Gran Bazar 100 lire. questa mi sembra una chiara manfrina per distrarre i giurati dall'andamento del processo. Nonostante la mia testimonianza sia, io ritengo, indispensabile, questa giacca mi sembra mangiata del merdone che abbiamo visto alla scaffa, certamente, questa quasi. Non vede, oh Perra, ma è preso il surpo. 100 lire, ultimo prezzo, si dà bolis. Vostro onore, io ho deciso che me ne vanno. L'udienza è aggiornata, l'udienza è riaprita. A mutilate, insomma, sicittiri, leggeri. Oh Perra, ma io... C'è scritto che di lana. Secondo me non è lana questa.
È che quando passo il dito mi scardisce tutta la mano ogni volta che passo il dito così, non lo vedi? Eppure Secondo me dove è lana questa? mi avevano detto che era di lana. Beh, comunque abbiamo fatto col processo. Volevo dire che stava facendo tu commenti da vigara a noi. Ma scusa, Opera, ma non era un tuo cliente questo, non lo dovevi salvare? Castiato mischino, ti mendi. Avvocato Perra la richiama, mi permette di richiamarla all'imputato se ne venga. Ma si morisci, ragazzi, il processo è giusto, questo avvocato Perra. Imputato Putu, la invito alla calma, se non mi vedo costretto a espulserla dall'aula. Vostro onore, la ricordo che si dice costretto quando uno parla in aula. Costretto! Non pongo. Scusi, vostro onore, se mi intrometto, perché devo sì più da Zingarelli andare a significa costretto o costretto. Si vuole andare in tutti e due i modi. Opposizione accolta. Lo sapevo. È però una forma arcaica quella dello Zingarelli. E questo voi non lo sapevate. Io già lo sapevo. Ah, ma lo sapevi. Allora perché non dici a vostro onore che eri andato a prendere le cocciole, così come avevi detto a me in ufficio? Vostro onore, io non voglio... Non è così. Tu in ufficio mi hai detto che avevi preso le cocciole. Di difenderti perché eri innocente, di dire che eri innocente ma eri colpevole. Ah, t'hanno disgraziato! A zia Rua. Parola d'onore, tu faccio dannaia così. Pure Mamaruva! Silenzio. Mi sono permesso di fare un sopralluogo alla scaffa, è un reperito questo. Castia. Molto bene. Questo conferma che il mio cliente... Certamente, ho sempre sostenuto. Vostro onore, la chiara prova che il mio cliente è colpevole. Se io chiedo un attimo di pazienza, signori della Corte e signori giurati, arrivato a questo punto sostengo che il processo deve essere rivisto. Mi oppongo, vostro onore. La prova del tetraga non dimostra niente. Il mio cliente è sicuramente colpevole del reato che gli abbiamo... Vostro onore, mi oppongo anch'io. Stai zitto, cretino. Non è vero, c'è vostro onore. Silenzio in aula, faccio scrombare tutti da qui dentro adesso. Mi sto incazzando, ma dai, agente, tenente, non mi è venuto in mente, arrestatelo. Bravo, Io mi oppongo. No, niente. Scrombate Niente l'aula. complimenti, grazie. Un'aula, scrombare l'aula. Hai vinto ancora. Beh, guarda, è stata abbastanza facile, tenendo conto che sono troppo intelligente, anche quando mi capitano cose di... Ma come hai fatto a capire che era colpevole? Le mie indagini ti hanno aiutato, o no? È semplice. Quando è venuto in studio, lui mi ha detto che era, come dire, colpevole, ecco, e mi ha detto anche... E pregando di voler difendere il spivello, insomma, con scrivante in studio, che vi una poca oserio, Russo. Ma vedi, quando c'è da prendere denaro, l'avvocato Perra non si tira mai indietro, mai. No, verrà, ti sei sfendi, là che so denaro sul mio. Ah, vero è questo. Vero Della. Ja. Beh, frare, per me dinero non c'è in testa. E te, scegli a qua i pratos, a limpiare i buttinos. Beh, tocca andare sotto zappapai.